Questa volta voglio proporvi un pezzo teatrale, un pezzo tratto da una famosissima commedia di Edoardo, Questi fantasmi. Eh, ecco, il fatto è questo, penso che sia un pezzo che sintetizzi appieno quella che è la vita di coppia o la crisi di coppia, se vogliamo dirla così. Il fatto è questo, dopo che l'ennesima discussione tra marito e moglie a causa di incomprensioni, incompatibilità, incomunicabilità tra i due, il marito, molto amareggiato e deluso, in tono sarcastico, dice alla moglie: «Avimmo persa la chiave, Maria». Il personaggio nostro, il guardaporta che è presente alla discussione, un guardaporta che secondo me sintetizza un po' quello che è il popolo napoletano, si rivolge alla moglie cercando di spiegarle cosa ha causato questa incomprensione e questa incompatibilità tra i due. E le si rivolge in questi termini. Ascoltate. Signore, io ho capito. Quello non diceva proprio la chiave, diciamo, la chiave di mascatore, ecco, che sarebbe proprio una chiave reale. No, quella, ho capito, che l'ha fatto come se fosse un corrispettivo di assistenza sociale, fra la chiave vera e la chiave che non è vera, che poi sarebbe quella vera. Succede, signore, succede a un certo punto che tra marito e moglie viene che la scucciando a dire, che uno dice, ma lo sai la verità, ma tu no, veramente... Lasciamo perdere, oh. Dipende, signore, dipende da tante cose. Da poco perché, ecco, è te vedo oggi, è te vedo rimane, è te vedo troppo rimane, ma scelta. E ti scita e mi e ci vediamo a Natale e ci vediamo a Pasqua, ma capite con l'abbondanza di sazietà che poi fornisce che fa schifo. Ecco, sì, è vero, viene pure quel bene, insomma, che non è più quello di una volta, è un bene più sostanzioso, ecco. Ma la donna non lo comprende, signore, la femmina non lo capisce. Uno tiene sempre la capa fresca, bene a che pensare. Gli si trovano sempre quelle insipidezze, quelle attenzioni, come cose di quando uno sta nel momento della focosità. Ecco che la donna si intristisce, signore. Voi le parlate e che non vi risponde che è la peggio cosa. La peggiore cosa. Ma l'anima di mia moglie pure faceva lo stesso. Oh, ma tu, ma io la facevo parlare, io la facevo parlare perché la volevo bene. Quando vedevo che la pigliava anziché, 2 o 3 giorni di taciturnaria, la votava mano e la pigliava a pacca. Poi la struppiava in mazzata, ma parlava. Parlava come no. Povera donna. Mi ricordo che quando la buscava, si metteva in le braccia miei e mi passava in mano e mi funeva le lacrime e il sangue che lo scorrevano il naso. Signore, voi per esempio avete una buscata un po'. No, ma facete bene, sentite a me, vi faceste bene. Lasciate un po' che sangue pazza e voi volessero più bene di prima. Vabbè signore, io me ne scendo, me ne vado che ci ho lasciato la gabbiola sola là, c'è il palazzo da solo incustodito, me ne devo scendere, se avete bisogno di me chiamatemi pure, non mi risparmiate, perché dico a tutti che non mi sento bene, parlando proprio, non mi sento proprio, vedete, io sto buona stagione, ma quando viene la vernata è un inferno, i dolori, signore, qualunque cosa chiamate, statevi bene.